cordiale saluto a tutti gli amici telespettatori. Toscana TV Motori raggiunge la doppia cifra. Siamo arrivati alla 10ª puntata, insomma, tutto corre veloce la trasmissione, corre veloce il tempo, corrono veloci i campionati del motorsport. Iniziamo subito. Parleremo del rally della Val di Nievole con un servizio dedicato di Gabriele Michi con immagini di Massimo De Mari della Video Rally. A seguire avremo riflessi filmati riguardanti il Gran Premio storico del Mugello, organizzazione della scuderia Biondetti con l'Automobile Club di Firenze e naturalmente con la collaborazione dell'Autodromo del Mugello. Non mancheranno molti ospiti, illustri ospiti, non mancherà il punto critico e pungente settimanale di Alessandro Bugelli. E approdiamo così al blocco dei servizi firmati ACI Sport, dei prestigiosi servizi firmati ACI Sport. Gran Turismo, andremo a Monza per le prime 2 gare, direi gare spettacolo del campionato italiano 2016. A seguire sempre Monza, ma per parlare di sport prototipi avremo il secondo round del campionato italiano. Quindi ci occuperemo di slalom con la 21ª edizione del Torre Grotta Racca Baldina, secondo round del campionato italiano e regionale siciliano di specialità. Partiamo. Dieci opportunità per confermare le sensazioni della vigilia, 7 km e passa per iniziare con il piglio migliore ed un paio in più per elevarsi leader all'avvio della speciale di casa. In molti avevano scommesso sul bis di Luca Artino dopo quello conquistato nell'edizione precedente e lui, sulle strade del suo rally della Val di Nievole, ha fatto il possibile per confermare i pronostici. Quasi 25 secondi di vantaggio sul primo inseguitore all'avvio domenicale, quello di una giornata contraddistinta dal trittico Vellano-Stiappe-Buggiano, divenuti 45 dopo altri 2 speciali. Una condizione che ha permesso alla sua Skoda Fabia R5 di tirare il fiato e di iniziare a pensare alle dediche post-gara. Una speciale per la copilota Titti Ghilardi, encomiabile nell'aver stretto i denti per l'intera gara a causa di dolori cervicali. Nonostante tutto, Artino agli avversari non ha lasciato nemmeno le briciole, neanche quando il margine di vantaggio ha sforato il minuto. Anticipa destra 3, tieni corda, subito tasto dritto, subito sinistra 2 e destra piena. Con Luca Artino, seconda vittoria stagionale, seconda sulle strade del tuo rally della Val di Nievole. Sì, il mio rally della Val di Nievole e ora stiamo iniziando a entrare nei meccanismi della macchina, quindi credo da ora in poi possiamo lottarcela quasi sempre. E niente, se è tutto il team, quindi la squadra, Armando Colombini e soprattutto la Titti che con una forza di volontà enorme stava male, siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto, quindi meglio di così. Un leitmotiv che ha spostato i riflettori sulla cavalcata di Giuseppe Iacomini e sulla sua Subaru Impreza R4, costantemente protagonista al vertice dell'assoluta e confermato prima alternativa al giovane di Lamporecchio. Assecondato alle note da Davide De Mari, lo spezzino ha confermato affidabilità e sostanza della nipponica, riuscendo a contrastare gli attacchi di chi, partito con l'intento di provarci, si è dovuto ben presto abituare all'idea di rincorrere. Iacomini la seconda posizione non l'ha mai lasciata, confermando la bontà di una gara affrontata senza timori reverenziali. Con Giuseppe Iacomini, prima alternativa al vincitore Artino, una gara senza dubbio soddisfacente. Sì, molto soddisfacente, anche se da ieri sera che abbiamo tribolato con i freni fino all'ultima assistenza pensavo di non ripartire perché pisciavoglio una pinza e non riuscivamo a farla smettere, poi siamo riusciti a fare questo bellissimo risultato che vale quasi una vittoria perché quella macchina là è un'altra cosa. Ecco, un risultato condiviso con Davide De Mari, un altro secondo assoluto, il miglior risultato in carriera, ci ha preso gusto, ora aspettiamo la vittoria comunque. No, la vittoria ora aspettiamo, intanto va bene così, rally di casa, secondo assoluto, un altro podio dopo un mese, va bene, contentissimo, grazie a Giuseppe, è stato fortissimo, mi ha fatto prendere qualche spavento, va bene così. Chi ha dovuto invece riadattarsi ad una vettura a trazione integrale dopo ben 6 anni di tutto avanti è stato Gabriele Tognozzi. Per il recordman locale, il più vincente sulle strade della Val di Nievole, una gara conclusa in terza piazza e condivisa con Francesco Pinelli, compartecipe di una condotta improntata, almeno nelle prime speciali, sullo studio del comportamento delle gomme Yokohama mai usate prima d'allora.
Gabrizzi, terzo assoluto a questo rally della Val di Nievole, come tester Yokohama al rientro su una vettura a trazione integrale dopo 6 anni circa. Sì, eravamo qui proprio appunto per fare un lavoro di sviluppo per la Yokohama. Diciamo che c'è da lavorare ancora un bel po', però sono abbastanza soddisfatto del nostro risultato e anche della macchina, che veramente è stata perfetta. Ringrazio il team di Colombi Racing che ha fatto un bellissimo lavoro, ringrazio la Yokohama che mi ha dato la possibilità di essere qui presente a questo mio rally, diciamo, in veste di tester, e va bene così, insomma, siamo qua e ci siamo divertiti anche. Conferme, sia in termini di risultato che di spettacolo offerto, per la Peugeot 306 Maxi di Mauro Lenci e Luca Spinetti, artefici di una prestazione concretizzata con il raggiungimento del quarto posto assoluto. 50, sista 3 meno tieni, 20, destra 2 non tagliare, per sista 3 corda non tagliare, per destra 3 non tagliare, 50, sista 2, 3. Spettacolo e non solo, perché Mauro Lenci oggi è quarto assoluto. Sì, oggi siamo arrivati quarti assoluti, è una gara veramente sudata perché i primi non è che scherzavano, è stata tutta sia la sera che il giorno molto combattivo per cercare di arginare, ma era quasi impossibile. Artino era imprendibile e anche gli altri due non è che scherzavano, perciò insomma direi che abbiamo fatto una buona gara. Chi ha sofferto più del dovuto è stato Gabriele Lucchesi, tornato dopo 3 anni al volante della Renault Clio Super 1600. Un problema al motore ha rallentato vistosamente la rincorsa al podio assoluta del pilota della Mediavalle, affiancato per la prima volta da Anna Landi. Gabriele Lucchesi, direi una gara in sofferenza, poteva andare meglio. Sì, abbiamo avuto un problema dalla fine prova di Buggiano del primo passaggio, poi abbiamo fatto Stiappa, abbiamo fatto Vellano, Buggiano, Stiappa un'altra volta che la macchina non andava. Volevamo cercare di arrivare sul podio, non ve lo nascondo, e ci abbiamo provato, il motore ha ceduto e siamo qui, abbiamo vinto la classe lo stesso, il quinto assoluto. Purtroppo le gare sono queste, i risultati si vedono a fine gara, noi siamo contenti lo stesso. Per lei era la prima volta che saliva con me, è stata brava e sono contento di tutto il contorno, perché questa qui per me è una gara che nel 2014 ho avuto l'incidente, la prova di Larciano mi ha dato un po' di brividi ieri sera, quando sono passato nel punto e avevo battuto. Il risultato è importante, quello che è venuto. Sono stati soltanto 4 decimi a negare alla Renault Clio Super 1600 di Alessio Santini e Susanna Mazzetti il primato di classe. Un battito di ciglia che ha confermato la leadership di Gabriele Lucchesi, ma che non ha negato al pilota follonichese la sesta piazza assoluta, seguito dalla Renault Clio R3C di Simone Lenzi e Tony Cerone, primatori nella classe della 2000 di gruppo R. Problemi all'impianto frenante per la Renault Clio Super 1600 di Roberto Tucci, ottavo con Simone Gabricci, tornato a dettargli le note. Un particolare che non ha tuttavia reso amaro l'arrivo all'Arciano del pilota livornese, consapevole del fatto di aver concretizzato assai meno delle aspettative della vigilia. Meglio. Destra, sinistra, 6 meno chiude, inizio tieni 2 volte apre, e destra 6 meno chiude al punto, tieni 2 volte apre vai, in sinistra 4 meno fine toppa, tieni 2 volte apre scorri. Con Roberto Tucci, qualche problema all'impianto frenante ti ha reso un po' più difficile questo rally della Val di Nievole, comunque ti vediamo all'arrivo visibilmente soddisfatto o è un'impressione? Sì, no, sono sicuramente soddisfatto, è già stata dura ieri partire, dopo 3 anni e partivamo e non arrivavamo in fondo. Simone, è stata una sfida ripartire per la quarta volta e cercare di arrivare in fondo. Purtroppo ieri abbiamo avuto un problema con un cerchio piegato su 2 prove, e l'inesperienza sulla prova lunga, ho surriscaldato i freni, ho fatto metà prova senza freni e abbiamo buttato via, diciamo, quantomeno di giocarsi la classe, cioè tutto il giorno. Comunque soddisfatti dei risultati, contentissimo di Simone, era un anno che correvamo insieme ma è sempre eccezionale,
Ringrazio la scuderia, ringrazio Paolo Ciuffi del suo aiuto e del suo supporto, lo dedico a tutti loro. Debutto su Peugeot 208 R2B decisamente convincente per Luca Pierotti e Manuela Milli, non interpreti di una top 10 che è andata in archivio con il raggiungimento della 10ª posizione da parte della Renault Clio R3C del casertano Dario Buglione e di Marco Del Greco. Fuori dai giochi anzitempo la Mitsubishi Lancer Evo 9 di Massimiliano Danesi per problemi al motore e la Citroen DS3 R5 di Marco Cavalieri, uscita di strada sui chilometri di Stiappa. Questo è il Rally della Val di Nievole, edizione 2016. Incremento del 20% rispetto agli iscritti dello scorso anno, molta gente nella prova speciale di Larciano di ieri. Con Gianni Lazzari analizziamo un Rally della Val di Nievole che si chiude confermando comunque le prerogative della vigilia. Sì, diciamo che avevamo un po' preannosticato come poteva andare la manifestazione. Dopo tutto l'impegno che ci abbiamo messo, il riscontro diciamo, della popolazione che è venuta a vedere e dei piloti che hanno partecipato, insomma, è stato soddisfacente. Ecco. È stato un Mugello storico Memorial Clemente Biondetti, quest'ultimo, edizione 2016, domenica 8 maggio, all'insegna della qualità. Ha visto la partecipazione di piloti affermati che si sono confrontati con equipaggi agguerriti in una vincente gara di regolarità classica. Tra i piloti celebri che hanno onorato il Memorial con la loro partecipazione possiamo citare Giuliano Canè, campione più volte vincitore della 1000 miglia, e Massimo Zanasi, collaudatore Volvo. Canè ha guidato con Galliani una Lancia Aprilia, mentre Zanasi e Bertini una Volvo P1800. Siamo con Stefano Biondetti alla rievocazione storica 2016 del Gran Premio del Mugello, Memorial Clemente Biondetti. Allora, diciamo un po' le particolarità di questo anno. Quest'anno abbiamo improntato una gara di regolarità classica, poi facciamo i giri in autodromo, il passo del gioco, della Raticosa e il passo della Futa. Sono 2 tappe, una la mattina e una il pomeriggio, intervallate dall'entrata in pista. Vogliamo ricordare i nomi, come dire, più importanti di coloro che in questo momento stanno effettuando passaggi sul percorso. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere iscritti fra noi dei top driver come Giuliano Canè, vincitore di una decina di 1000 miglia di gara di regolarità, e abbiamo Zanasi Massimo che è pilota ufficiale della Volvo, Bilancieri che è un top driver e Cecchi Massimo, presidente della scuderia Nettuno di Bologna. Al Mugello devo dire ci vogliamo bene perché grazie a loro riusciamo poi a organizzare queste manifestazioni, ci ospitano, ci danno la possibilità di far bella figura con tutti i nostri concorrenti. Prossimi appuntamenti della Biondetti? I prossimi appuntamenti abbiamo il 10, 11 e 12 giugno una gara di campionato italiano di velocità in salita che è la Scarperia Giogo, e 24, 25 e 26 giugno la rievocazione del Mugello denominato Mugello Classico, dove abbiamo la partecipazione di tante bellissime vetture. Vittorio Mascale, per tutti Mascaleros al tempo in cui correva. Cosa ricordiamo del circuito storico del Mugello? Si ricorda tante cose, tutto il circuito stradale vecchio del Mugello, di cui io l'ho fatto per 3 volte consecutivi, una volta con il 2006, una volta con il TZ e una volta con la TS 1000 di Bologna, e ho tanti ricordi che sono stati sul vecchio stradale e le macchine di allora. Sono rimasto affezionato a Carrera 6,
è stato tutto poi il passato della mia vita con quella macchina. Siamo con il professor Gino Taddei. Per quanto riguarda il Gran Premio del Mugello storico oggi, ma anche gli altri appuntamenti, si conferma la vicinanza notevole e importante con l'autodromo del Mugello, col Mugello Circuit. Ma sì, no? Questo è senz'altro vero. Noi siamo estremamente grati perché ogni evento che noi organizziamo qua nel Mugello abbiamo la disponibilità dell'autodromo per tutte quelle che sono sia le operazioni di verifica che per alcune parti degli eventi. Oggi andiamo in circuito a fare alcune prove cronometrate, così sarà anche per il Mugello classico e quindi dire che siamo grati è poco. Giuliano Canè, allora come ha trovato i tornanti del Mugello storico? La strada è bellissima, poi oggi il mese di maggio la primavera è avanzata, è bellissimo, i colori, io sono poi vicino perché io abito a Bologna, quindi questi posti grosso modo li conosco, hanno scelto benissimo la strada, cioè sia la salita verso la Futa, poi prima di Santa Lucia la deviazione è stata molto bella quella, siamo più ripassati su Isole, un altro paese interessante, devo dire che il percorso è molto bello, affascinante e via. E come ha reso la sua bellissima? Parliamone. La macchina ha reso bene, ma ho già fatto un errore clamoroso in quel parcheggio dove non c'era segnalazioni, io non me l'ero andato a provare, anche perché per principio io non sono tanto dell'avviso delle prove nelle gare di regolarità, nelle prove precedenti, però per il resto qua questo percorso all'esterno del circuito è veramente molto bello, molto ben fatto, molto ben segnalato. Allora la sua Lancia, ci dica l'anno, ci dica il tutto. Questa è una Lancia Aprilia del 1938, 1352 di cilindrata, è un 4 cilindri AV, classico del Lancia, è una macchina berlina, 4 posti, 4 porte, 900 kg di peso, con un retrotreno che è stata l'antesignana di tutte le ruote indipendenti. Qui c'è una balestra centrale, veramente un retrotreno che è un'opera d'arte. Prima o poi, quando smetterò di fare le gare, smonterò il retrotreno dell'Aprilia e lo metterò nel salotto, perché una macchina è troppo grande, ma il retrotreno farà questo. Non scherzo, se ne trovo uno lo faccio davvero, non smonterò la mia macchina per quello. Comunque la macchina è abbastanza prestazionale, naturalmente è una macchina anteguerra, cioè la velocità massima era 120 all'ora, la macchina fa 4500 giri, per dare tutte le idee, però questo è il capolavoro di Lancia, il quale, solo un aneddoto velocissimo, quando la macchina fu finita andrò a provarla con i suoi collaudatori, si sedette dietro, partirono da Torino, andarono a Piacenza, non c'era l'autostrada naturalmente, tornarono verso Torino, la tragedia dei progettisti era quella che non si esprimeva su questa macchina. Poco prima di tornare a Torino, dopo 250 km, l'unico commento disse: perfetta, però va troppo forte. Massimo Zanasi, come ha trovato i tornanti del Mugello storico? Allora, li ho trovati molto divertenti, estremamente impegnativi, perché la strada è stretta e quindi chiaramente c'è poca visibilità all'esterno della macchina, ma questo è il motivo principale per cui sono venute le gare facili, se no non ci si diverte. Senta, e come si è comportata la sua Volvo, che vorremmo poi ci descrivesse? La Volvo molto bene, io sono qua anche per testare la macchina in vista di gare successive, quindi è tutta esperienza, ci sono moltissime prove oggi e quindi questa esperienza io la metto da parte per utilizzarla alle prossime gare, per prendere confidenza. Io normalmente ho una 112 che è circa la metà come misura e quindi su questa macchina devo logicamente riadattare un po' tutta la tecnica. Massimo Cecchi, Scuderia Nettuno. Allora c'è la sua Lancia Fulvia qui dietro, dal mio punto di vista strepitosa, meravigliosa, eccetera, ma una macchina altrettanto bella, l'Alfa GT. Esatto. E c'erano coloro che erano per l'Alfa GT allora e chi era invece per la Fulvia. Cosa possiamo dire? Quello che mi ricordo io era che l'Alfa Romeo all'epoca era per le persone tecniche, ingegneri, persone che lavoravano nella meccanica, mentre invece la Lancia era più la macchina dal dottore, si riporta dall'Appia. Quando io mi ricordo il mio pediatra, ero piccolo, però aveva una Lancia Appia che era stupenda come macchina. Quindi ingegneri e dottori. E dottori, esatto, diciamo così.
recente rally della Val di Nievole abbiamo avuto un magnifico secondo posto ottenuto da Giuseppe Iacomini, che è alla mia sinistra. Salve Giuseppe. Buonasera. E da David De Mari alla mia destra. Buonasera. Allora, il nostro Iacomini è un pilota velocissimo, De Mari è un navigatore velocissimo ed in più è il fratello del nostro Massimo De Mari della Videorelli. Sì. Quindi già lo avete conosciuto in un altro frangente perché ha incassato due secondi assoluti in un mese. In quasi un mese. Ma allora è veloce. E perché bisogna andare forte? Perché lui continua a leggere, bisogna andargli dietro le note. Ma questo signore alla mia sinistra, Giuseppe Iacomini, è un pilota molto veloce, è detto il mago della Subaru, impresa R4. La prima domanda è: perché gruppo R e non N? Perché l'R è un'evoluzione dell'N, è un 50 kg più leggera, poi tutta su Uniball, al sequenziale, è un pochino un'evoluzione. Poi mi piace quella perché non ce l'ha nessuno, forse. Tutti corrono magari con le Mitsubishi, invece come gruppo. Ma poi tu ti sei trovato bene, a tuo agio evidentemente, c'è feeling con questa automobile. Sì, anche perché non ne ho provate altre. Perciò I risultati, però d'accordo, i risultati parlano chiaro. E tu come ti trovi con il tuo pilota e con quest'auto? Io, diciamo, con Giuseppe è la terza gara che facciamo, abbiamo iniziato l'anno scorso al Val di Nievole, ritirati sulla quarta prova per un problema alla pompa della benzina, poi abbiamo fatto il Pistoia con un settimo assoluto e un primo di classe e di gruppo, e ora abbiamo riprovato al Val di Nievole e sinceramente ha portato fortuna, e con la macchina è una macchina fantastica, va fortissimo, ti dà tanta sicurezza, confronto, e poi lui la guida bene, quindi i risultati poi arrivano. Io volevo anche parlare con voi degli avversari. Allora, Artino ha vinto, bravissimo, un'opinione su Artino da parte di entrambi? No, è stato bravo e a casa aveva una gran macchina, cioè non è che si può competere con una macchina del genere, anche se funzionavano bene i freni, che andava tutto bene, potevamo solo stargli più vicino, non potevamo fare di più. Luca è un ragazzo che secondo me sta facendo molto bene, ha anche una navigatrice molto in gamba che forse l'aiuta, lo sta facendo maturare, e la macchina poi è una macchina da assoluto, è diciamo ufficiale, quindi c'è tutto un insieme di cose che fa arrivare questi risultati. La gara è stata molto intelligente, la vostra, perché in un qualche modo siete riusciti a contrastare il ritorno, a resistere. Prima mi dicevate resistere, poi ora ce lo spiegheranno cosa è successo. Insomma, il tentato rientro di Tognozzi. E certo, perché all'inizio l'avevamo un pochettino allungato, poi aumentava il problema di freni, avevamo questo problema di freni e potevamo solo limitare i danni, perché perdevamo 1 secondo, 2 secondi ogni prova, lui ci guadagnava, e siamo riusciti fino sull'ultima a amministrare quello che avevamo guadagnato all'inizio prima di avere problemi. Possiamo dire che avete agito con intelligenza e mantenendo la calma? È stata, le ultime 2 prove sono state molto tese, sia da parte di emotivo, anche perché sapevamo che il Tognozzi si stava avvicinando, quindi c'erano pochi chilometri, perché la prova una era di 9 chilometri, una di 5, e quindi eravamo a 6 secondi 8, abbiamo cercato di amministrare quel poco vantaggio, usando la testa, non andando a cercare l'errore, siamo riusciti ad arrivare in fondo così. Toscano e ligure allo stesso tempo. Come si fa a essere liguri e toscani allo stesso tempo? Siamo al confine, poi mio padre è a Toscano, è di Pietrasanta, poi ci hanno fatto il cognome Iacomini, in Liguria ce ne sono pochi, si trovano solo in Toscana. Il nostro amico viene da un posto meraviglioso, come meravigliosa Pietrasanta, viene da Lerici, basta la parola. C'è passione per i rally altrettanta in Liguria come in Toscana? In Liguria di Ponente sì. Quelli su Spezia, di qua. Quando andiamo verso Sanremo, lì c'è la grossa tradizione. Da Genova in là un po' di tradizione c'è, qua c'è poco. E nella tua zona di Toscana, così ci dici anche qual è, la dici a tutti? Da qua ce n'è molta di passione per il rally. Qual è la tua zona? Io abito a Pescia, quindi le zone, poi questo risultato, gara di casa diciamo, secondo assoluto, prove che ho vissuto da piccino, perché poi erano prove anche storiche, quindi è stato ancora più emozionante. È vero, penso che sia proprio così quando uno vede una cosa che ha vissuto poi anche da bambino. Una frase che, come dire, vi dipinge, e vediamo se la condividete, ma penso di sì: parlano con i fatti. Ultimamente sì.
È inutile dire... Inutile negare, inutile. No, bisogna dimostrare, è inutile che uno parla a vanvera. Cioè, bene, bisogna bene. cercare di fare il proprio meglio e senza prendere troppi rischi. Certamente. Per terminare, un sogno nel cassetto quale sarebbe? Per questa stagione o in assoluto, a vostra scelta? Sogno nel cassetto... Siamo sempre vicino, secondo, prima volta che faccio secondo, terzo assoluto l'ho fatto parecchie volte, arriverà questo assoluto. In attesa dell'assoluto? Proprio mi manca quello. Con questa perfetta unità di intenti salutiamo i nostri ospiti. Grazie mille. Grazie. Alla mia destra Gabriele Tognozzi, alla mia sinistra Francesco Pinelli, ovvero l'equipaggio terzo classificato al recentissimo 32esimo rally della Val di Nievole. Entriamo subito nel vivo. Come mai solo terzo? Come mai solo terzo? Perché comunque noi ambivamo al podio sapendo che c'era un bel lotto di partenti, di cui Artino è stato subito il favorito, già sulla carta correva con la migliore macchina del momento e purtroppo noi siamo anche acerbi a livello di vettura, perché dopo 6 anni ho riprovato a correre con la Peugeot Super 2000 e con le gomme Yokohama di nuova generazione, che comunque abbiamo testato, però dobbiamo ancora lavorare parecchio per portarle a una certa competitività. E tu invece cos'hai da dire a sua discolpa? Ha fatto tutto bene oppure ha fatto qualche errore, cosa del genere? No, lui ha fatto tutto bene. È che... Puoi parlare tranquillamente, qua non ci sono problemi. No, è che, come diceva giustamente Gabriele, abbiamo preso in mano la vettura solamente venerdì pomeriggio prima della gara con un piccolo test di 10 km. E poi anche le gomme, era la prima volta che le usavamo, le gomme da 18 Yokohama per l'asfalto, quindi assemblare il tutto sembrava più facile, ma così non è stato. Senti un po', programmino, oltre a questo Val di Nievole, che si fa? Non lo so neanche ancora, perché dobbiamo un po' vedere alcune situazioni. Con la scuderia e con alcuni sponsor nostri, vediamo un attimino se continuare nel campionato regionale oppure fare qualche altra gara su terra. Sono cose che stabiliremo a breve, ora vediamo. Sì, perché in effetti di inizio stagione ti ho visto anche bello in palla su una gara di terra. Siamo partiti molto bene a Arezzo col Valtiberina, poi abbiamo provato al Ciocco, che già abbiamo testato le nuove Yokohama da 17 però, e sinceramente al Ciocco avevano fatto una buona impressione, perché la mescola era adatta anche per le strade molto, molto scivolose e l'aria molto fredda che c'era al Ciocco. Beh, però c'è da dire che Yokohama con Ricci nel trofeo terra c'avevano già certa esperienza sulle gomme. Ma nel terra non c'è da dire niente, perché comunque sono molto buone e molto... E voi invece avete fatto da cavia per l'asfalto? Sì, d'altra parte bisogna fare anche questo lavoro qui e ci siamo resi utili per... Visto che non ci sente nessuno, un pregio e un difetto del Val di Nievole? Ma il pregi ce n'ha tanti, le strade sono bellissime, l'organizzazione è sempre impeccabile. L'unico difetto da puro montecatinese è che mi manca il rally a Montecatini, quello sì. Poi di difetti non ne ho trovati sinceramente. Non è che ci sia poi molta distanza, eh? No, però c'è come... Il campanilismo è forte. Come location, secondo me, è molto più bello, insomma. Ti rigiro la domanda, una negatività e una positività, vista dalla tua parte, così è speculare. No, positività, la gara è molto bella, io non l'ho fatta tantissime volte, più che altro l'ho fatta quando era in altri periodi di novembre, che me lo ricordo che era abbastanza scivolosa. Ora ultimamente, essendo la gara di casa sua, in questi ultimi anni un paio di volte l'abbiamo fatta, e fra cui l'abbiamo anche vinta una nel 2012. Negatività sinceramente non ne trovo granché, perché comunque quest'anno era ben strutturata, ben organizzata, 3 prove di notte e il giorno dopo spostarsi di là verso
la Val di Nievole secondo me era giusta. Quindi, sì, sembrava un rally serio, sì. Un rally bello, un rally sembrava importante. quasi un rally vero, via, diciamo, un rally... Voi siete un equipaggio totalmente toscano, si corre tanto in Toscana, si riescono ancora a trovare aziende che credono e fanno da sponsor a equipaggi toscani, oppure bisogna cominciare anche lì, visto la moltitudine di richieste rispetto alle offerte, cominciare ad andare anche un po' fuori? Sai, come in tutti i luoghi penso che la concorrenza sia tanta. Noi qui in Toscana siamo tanti piloti, insomma tutti credo che si diano da fare per trovare sponsor. E non è facile perché comunque è una situazione che non è per tutti semplice di questi tempi. E tu che c'è da dire a sua discolpa? Niente, sinceramente... Ma tu partecipi a trovare il budget oppure no? Perché una volta il navigatore era un po' così, era uno che cercava, anzi, ai miei tempi non si era pagati quasi, o poco, però quando il navigatore trovava dai quattrini magari contribuiva. Ma io, ora le cose sono un po' cambiate. Sì, se trovo qualcosa più che volentieri. Te la intaschi? Ah, ok. Sì, bene. Ci vado in ferie. Magari con Emma. E qua vedo questo benedetto... Tu non sei amante di tatuaggi, no? Sì? Sì. Ma in posti meno visibili? Vero. Alla scoperta dei tatuaggi di Gabriele Tognozzi. Ma quale sarebbe la tua gara di casa veramente? La mia gara di casa era il rally di Montecatini e della Val di Nievole. Era. Ora è diventata la gara di casa di Luca Artina. Vabbè, insomma ragazzi, sono le evoluzioni della vita. Giustamente, è così. no, giustamente. Per cui si è mandato in pensione temporanea a Montecatini ed è venuta sugli scudi Lamporecchio. Vabbè, va bene così, l'importante è che esista poi, nel senso... L'importante, e io ho sempre detto, che il rallismo si sposa bene col territorio. Sì. Via un comune dentro un altro, l'importante è che la gente ci creda. Certo, quello è senz'altro. Mi sembra però di capire che nonostante sia stato un rally da chilometraggio abbastanza consistente, ci sia stato un pubblico veramente ordinato e tutto si sia svolto nelle condizioni migliori. Sì, ho visto veramente un pubblico al suo posto, caldo, perché comunque ha sempre voglia di vedere le gare in macchina qui nella nostra zona. E la gente che comunque tifava tanto, io mi sono anche divertito. Forse abbiamo in qualche punto dato anche dello spettacolo e ci fa piacere per chi ci ha apprezzato comunque. Amici sportivi, Gabriele Tognozzi, Francesco Pinelli, alla prossima volta. Buonasera a tutti. Amici sportivi, buonasera. Abbiamo qui con noi alla mia sinistra Luca Artino, ormai dai più toscani conosciuti come the bis winner fino a questo momento dei rally in Toscana. Primo a livello regionale al Ciocco, primo da dominatore, perché così si definisce uno che vince tutte le prove speciali, al recente rally della Val di Nievole. Bravo Luca. Però ti do subito del salame perché dovevi portare la coppa, quindi chiusa la parte salumiera, qua adesso perché manca la Titti, la tua navigatrice? Manca perché già venerdì sera alle verifiche stava male e aveva un problema al collo e niente, ha fatto sia sabato e domenica, posso dire, ha giocato tutti i giorni sabato e domenica per essere alla gara. Qui non ci poteva essere perché mi ha chiamato, non stava tanto bene e quindi niente, non è potuta venire. Sì, che poi non è che le accelerazioni e decelerazioni fanno bene, in effetti, per cui infatti. Comunque dai, hai vinto la gara di casa tua, in parte organizzata da te per certe cose anche sul territorio, c'è stata una mini diatriba anche su un social, vabbè, hai vinto. 2 gare, 2 vittorie. In che stato emotivo sei? No, sono molto in forma, sto bene fisicamente, mi sono preparato anche atleticamente, che era una cosa che non avevo mai fatto e quindi ho iniziato a farla negli ultimi tempi e niente, sono contento perché sono 2 vittorie importanti per il campionato regionale dove siamo ritornati prepotentemente primi e so che possiamo avere un futuro importante, nel senso possiamo andare a fare altre gare e giocarsela quasi sempre.
Dunque, l'anno scorso Skoda Fabia Super 2000, quest'anno la stessa vettura R5. Hai trovato pregi e difetti o solo pregi? Ho trovato che è semplicemente la mia macchina, nel senso che mi sono trovato subito benissimo, il turbo mi aiuta tanto, perché bisogna dire la verità, aiuta tanto, quindi capisco chi di altri big dei piloti che hanno usato precedentemente questa macchina erano già molto avanti, perché la macchina te lo permette e non sei mai tirato e quindi soffri meno anche fisicamente. Ho fatto delle modifiche al ciocco, qui abbiamo stravolto completamente la macchina e niente, ora siamo quasi, diciamo, a buoni livelli. Ora con altre piccolezze e qualche altra gara credo me la posso giocare con quasi tutti. Quindi sei già in prospettiva abeti praticamente? Sì, stiamo già preparando gli abeti e qualche altra gara subito dopo gli abeti. Perché il tuo obiettivo rimane sempre la Coppa Italia? No. Oppure qualcosina in più? No, c'è l'obiettivo campionato regionale, poi la Coppa Italia è proprio le gare dopo gli abeti perché... E poi più ce n'è più le prendiamo? Sì. Boh, perfetto. Ho conosciuto tuo padre, una persona simpaticissima, eccetera, mi ha raccontato come è venuto il suo innamoramento ai rally, fantastico, è così che vogliamo le persone, perché in effetti il rally è uno sport molto popolare, ma soprattutto d'impatto. Tu perché hai pensato di dare una mano nell'organizzazione del rally della Val di Nievole? Dove magari la gente potrebbe pensare ha vinto perché in un momento di defiance dei cronometristi hanno sbagliato, c'erano dei tempi sbagliati, l'hanno agevolato perché ha dato una mano all'organizzazione. Non è così. La realtà è che tu a casa tua hai voluto fare da promotore. Ma non è che ho organizzato niente, ho solamente cercato di portare, come tutti i piloti vorrebbero, la prova in casa. E quindi ho chiesto a Gianni Lazzari e a Riccardo Aines se era possibile fare una prova a Lamporecchio. Così è stato, è nato questo progetto, abbiamo portato anche 2 riordini, ma finita lì, nel senso io non ho fatto altro. Riguardo tempi, poi i cronometristi possono dire quello che vogliono, le schede in mano ce l'avevo io, e i super tempi, perché secondo me abbassare di 20 secondi il tempo che avevo fatto l'anno scorso, la Super 2000, vuol dire aver guidato bene. Dunque, a proposito di tecnologia, nella tua R5 secondo me ce n'è tanta. Non hai paura che tutta questa tecnologia poi ogni tanto ti si spenga tutto? Non ti ha mai sfiorato questa idea? Ti si spenga tutto e tu dici, oddio non so dove mettere le mani? No, sinceramente non ci ho mai pensato. So che nella tecnologia della macchina comunque vada ci deve essere anche dietro un team che tenga tutto, diciamo, a guardia, che la cosa sia... Il tuo team è svizzero, per cui sarebbe al di sopra di ogni discorso di precisione. Infatti volevo arrivarci proprio, cioè loro sono molto precisi, cioè, non lasciano niente al caso. Quasi maniacali? Oltre. Quasi orologiai? Sì, perché la macchina che portano a me tutte le volte, ogni volta che finisce la gara, viene smontata, viene rimontato ciò che serve di nuovo, e ti posso garantire che la macchina arriva a me sempre al top, sempre perfetta. Poi che c'entra, sono macchine, si possano rompere, però già in partenza lavorano in maniera ottimale. Quindi io anzi li ringrazio per quello che fanno, perché mettere una macchina ora come ora in Italia è la Skoda migliore, secondo me. Tu già dall'anno scorso avevi scelto Skoda, come mai? Ho scelto Skoda perché non mi è mai piaciuto stare dietro al popolo, bisogna uscire dagli schemi, e secondo me col prodotto Skoda sono uscito dagli schemi, nel senso che mi sono fatto tanta pubblicità, ho lavorato molto su questo progetto Skoda e ora ho i frutti, nel senso che molti degli sponsor appoggiano questa mia idea e vedo il risultato. C'è da dire che di Skoda serie in Italia non ce ne sono tante, a parte quella di scandalo ufficiale, ma io ti dico la verità, oppure altre cose. Io te la dico qui, per me può essere una bomba o no, ma la mia non la metto ora come ora, il mio team non lo mette a confronto con quello di Scandola. Per me è avanti ora come ora. Giusto per mantenere le distanze. D'altra parte, scusa, tu sei in testa al tuo campionato, lui no, ed è giusto così. Secondo te qual è l'optimum per conoscere bene una prova? Note corrette 3 passaggi oppure qualcuno in più? Allora io sono sincero, fare le note bene e poi riportarle subito è una mia dote,
nel senso che quello che scrivo subito dopo è già pronto, faccio pochissime modifiche o che vado a correre, la solita curva che trovo a Lamporecchiolo per me è anche in Sicilia, cioè non mi cambia molto, quindi io mi trovo bene, riesco a fare pochissimi passaggi, non mi serve andare a fare tantissimi. Per esempio Masso Sassorosso, che al Ciocco ho vinto la prova, un passaggio solo abbiamo fatto perché una è stata sospesa, ci ho fatto 3 passaggi. Quindi note e due volte di riscontro, quindi non è che... Vecchio sistema, insomma, non quelli che consumano le strade. No, non sono abituato a consumare le strade, anche perché a me i trasferimenti, le ricognizioni sono un peso enorme. Io ne parlavo con Titti l'altro giorno, ci fosse una prova continua, io preferisco stare in gara. A me tutti questi tempi morti, ricognizioni, a me mette le paranoie, sono sincero. Quelle si chiamano rally, però ci hanno attaccato la parola ride dopo. La terra ti attira, ma non più di tanto, anche se però purtroppo la vecchia guardia del realismo è più terraiola che non asfaltista. Quindi, secondo te è giusto, per esempio, che nel campionato italiano rally su 8 prove ce ne siano 5 di asfalto e 3 di terra, o preferiresti un'equivalenza? No, sono sincero, anche a me piace la terra, non è che non piace, è che non ho avuto la possibilità di correre su terra e magari non si sa mai. Prima o poi, visto anche dei programmi che ho in futuro, dovrò affrontare anche la terra. Devi un po' sbrigata, perché sennò ogni anno che passa asfaltano sempre di più. Ma quello che dico è, vedo molti piloti che hanno dei figlioli che li fanno iniziare sulla terra, dei figli che li fanno iniziare sulla terra. E secondo me è la scelta migliore, perché si ritrovano con una scuola superiore rispetto agli altri asfaltisti. Se tu fossi con una bella sfera di cristallo qua davanti, cosa chiederesti soprattutto? Ma intanto parto dal fatto che, a parte la vittoria della gara, che quella sia importante, però io non ci sto facendo tanto caso. Guardo tempi, abbiamo fatto tutte le prove migliorando sempre, non ci siamo mai tirati indietro, quindi a me poteva esserci dietro o davanti qualcosa, a me interessava migliorarmi. Capire la macchina, fare le modifiche. Hai sempre abbassato i tempi e sempre fatto le cose. Bene. Sempre, sono contento di quello intanto. E poi perché ho, ti ripeto, delle cose in progetto per il prossimo anno, quindi voglio cercare di avvicinarmi il più possibile per arrivare pronto nel 2017. Luca Artino è stato uno dei primi piloti e personaggi del realismo toscano intervistati a Toscana TV Motori. Questo sta ottenendo ottimi risultati, non lo dico io, però tirate voi le vostre conclusioni. Luca Artino. Per la serie Due Brizzolati in TV, eccomi con alla mia destra Pierangelo Brogi, Deus Ex Machina della scuderia Ballestrero di Lucca, qui da noi ospite per presentare il prossimo rally di Casciana Terme, di cui lui è l'organizzatore. Buonasera a tutti, sono venuto per invitarvi a partecipare sia come pubblico che come piloti al rally di Casciana Terme, che è in formato Rally Day ormai per la 3ª volta consecutiva e deriva da un rally nazionale che ha una lunghissima storia. Infatti siamo arrivati alla 34esima edizione della gara, che si è svolta su terra, si è svolta su asfalto, si è svolta con tante prove diverse nel corso degli anni e finalmente abbiamo trovato un format che forse è al passo più coi tempi, perché consente di contenere i costi da parte dei piloti e anche da parte di noi organizzatori. Che cos'è? Cosa vuol dire Rally Day per uno che per la prima volta ci vede in televisione? Sono i derivati dei vecchi rally sprint, vale a dire rispetto ai rally sprint sono molto più lunghi come percorso. Prima la lunghezza massima era 25 km, ora è 40, abbiamo una lunghezza minima di 25 km, si svolgono normalmente su 2 prove speciali da ripetere per 3 volte, inframezzati ogni 2 prove da riordine e parco assistenza. Perfetto. L'edizione 2016 sarà su asfalto, questo non ci piove. L'edizione 2016 sarà su asfalto perché nella zona ormai c'è tanto asfalto e pochissima terra e poi non siamo forse ancora abituati troppo in Toscana a fare gare su terra. Le gare su terra sono riservate al TRT, Trofeo Rally Terra o al Trofeo Race Day, e noi abbiamo un'altra gara che è il Rally della Valdorcia che si occupa di questo settore. Dunque, venendo un attimino alla gara, 2 prove, esattamente dove saranno ubicate e come saranno più o meno? Ma si svolgono tutte con epicentro Chianni, che è un comune molto vicino al comune di Casciana Terme, la cittadina di Casciana Terme. Una prova finisce, si chiama i Gulfi, comincia
7 km circa prima di Chianni, finisce alle porte del paese. L'altra prova parte subito dopo Chianni e arriva quasi in centro di Casciana Terme. Un uccellino mi ha detto che c'è una prova che parte da un cimitero e arriva al cimitero di un altro paese. Qual è? È la numero 2 che parte dal cimitero di Chianni, perché c'è uno spiazzo del parcheggio, e arriva praticamente al cimitero di Casciana Terme perché c'è un altro spiazzo. E quindi noi approfittiamo degli spiazzi, anche perché poi nella zona non credo che diamo molta noia a qualcuno. Beh, di solito i cimiteri sono luoghi di culto molto silenziosi, però ad ogni equipaggio darete una treccia d'aglio oppure no? No, per quest'anno no, poi vediamo se succede qualcosa, magari l'anno prossimo ci attrezziamo. Scherzi a parte, la scuderia Ballestrero è una delle più blasonate, ma anche una delle più datate e anziane attualmente in vigore in Europa. Esattamente, dacci due raffigurazioni. Mi hanno detto, io non lo sapevo, me l'hanno detto da Londra, un giornalista inglese mi ha detto che dovrebbe essere la quarta scuderia in attività più anziana d'Europa. Quarta scuderia? In attività più anziana d'Europa. Quindi mi ha fatto piacere perché è una cosa che fa sempre piacere sentirsi dire, cioè che di essere con una scuderia sul mercato, chiamiamolo così, con una scuderia così che ha una lunga storia, perché è nata nel 1954 e fino ad oggi ha organizzato tantissime gare. Hai passato quasi 50 anni a tu per tu con i motori. Qual è stato secondo te il cambiamento più epocale che ti ricordi? O il peggiore addirittura? Il peggiore è che secondo me è venuto troppo professionismo, cioè contano troppo i soldi rispetto al piacere di stare insieme. Il piacere di stare insieme sarebbe quella cosa che ti porta a correre per stare con gli amici, per misurarsi con se stessi e col cronometro. Non misurarsi per forza con gli altri. Se misurati con noi stessi pensiamo di andare forte e andiamo forte, poi è ovvio che il risultato viene. Ma attualmente si dà troppa importanza all'immagine e ai soldi e molto meno alla passione. Toscana TV si è fatta sempre promotrice di un binomio, di un legame molto forte che c'è fra il realismo e il territorio. Tu cosa ne pensi? Il realismo è una di quelle cose che porta la gente a conoscere il territorio. Diciamo che in certe zone forse è l'unica cosa o la principale, perché normalmente noi cerchiamo di fare le gare in posti dove non ci siano troppe abitazioni, dove non ci siano paesi da attraversare, perché quello è vietato per regolamento, e quindi nelle campagne, e della Toscana abbiamo delle campagne stupende, quando si attraversano queste campagne magari il pilota diventa a volte, quando è in ricognizione, anche turista, vede dei posti belli, e ho avuto le conferme che in tanti posti sono rientrati i piloti anche dopo la gara con le famiglie perché sono tornati a fare una settimana di vacanza, e Casciana Terme può essere uno di questi, perché Casciana Terme, non dimentichiamo che erano delle terme famosissime e sono ancora famose, più che altro nell'Ottocento, inizio Novecento, metà Novecento, erano terme famosissime e molto belle, e con un'acqua buonissima, con i fanghi, con tutte le cose che richiedono i turisti termali al giorno d'oggi. Un sistema di curarsi molto salutare che era in voga parecchi anni fa e che purtroppo non tutti i medici sposano come sistema curativo, ma questo è un altro discorso. Come siamo messi a livello di iscrizioni e coi numero prevedi di poter arrivare? Negli scorsi anni abbiamo fatto una cifra che oscillava fra gli 80 e i 90. Io spererei quest'anno di superare i 90, visto che un capellino, una piccola ripresa nel settore realistico c'è, e quindi penserei di arrivare qualcosina sopra i 90. Se superassimo i 100 sarebbe un successo clamoroso. Dunque, ecco, è difficile per un organizzatore al giorno d'oggi chiudere il budget per poter organizzare al meglio un evento? Diciamo in molti casi e quasi in alcuni casi, specialmente perché noi facciamo 6 gare l'anno. Appunto, il discorso era questo, è nel vostro caso che organizzate 6 gare l'anno? No, noi facciamo 6 gare l'anno per un motivo semplice, che ci sono delle gare che non vanno bene e non sono mai le stesse magari tutti gli anni, e quindi con le altre a ripetizione cerchiamo di mediare la gara che è andata peggio, considerando la gara che andrà meglio magari. E quindi in fondo all'anno magari di chiudere con un piccolo utile che serve proprio per le spese generali, o con una piccolissima rimessa generale, che poi magari cercheremo di ripareggiare l'anno successivo con uno sponsor in più, con qualche iscritto in più. Diciamo che abbiamo avuto degli anni duri in questi ultimi, perché gli iscritti noi eravamo abituati a partire sempre con 170 vetture, che è il massimo ammesso, e quindi chiaramente il budget era proporzionato a quello. Ora che partiamo con 80, 90, 100 macchine, chiaramente ne abbiamo risentito in proporzione più degli altri. Hai detto prima una frase, senti e noti che c'è un minimo cenno di ripresa. Questo secondo te può essere da viatico per una ripresa un po' più, diciamo così,
globale a livello italiano oppure è una situazione totalmente regionale? Ma no, la ripresa ho visto che inizialmente è cominciata dal nord e il nord è sempre la cartina tornasole delle prime mosse che si succedono. Nel nord ho visto che alcune gare hanno già cominciato a fare oltre 130 vetture e mediamente si mantengono attorno alle 90-100, anche le gare che contano un po' meno o che hanno un'utenza minore come zona. Piano piano questa cosa si trasferisce sicuramente in Toscana, perché la Toscana è una regione che è sempre stata molto vivace sotto il punto di vista automobilistico. Al sud non so quando arriverà, perché il sud è sempre stato abbastanza colpito dalle crisi e la crisi al sud continua molto di più che nelle zone del nord e del centro. Pierangelo Brogi di colpo ha la famosa lampada di Aladino, la sfrega e deve dire un solo desiderio. Qual è il desiderio che tu vorresti si avverasse? Che ritornasse lo sport vero nell'automobilismo e in tutte le altre specialità sportive, perché sinceramente stiamo debordando. Per stare dietro al dio denaro stiamo andando veramente fuori. La vostra gara sarà effettuata nel weekend del 21-22 maggio, un weekend che in Toscana vedrà veramente una sommatoria di gare dalla validità mondiale fino a quella più provinciale. Partiamo dal Gran Premio d'Italia delle moto al Mugello, al passaggio della 1000 miglia nel transito da Roma del ritorno verso Brescia, e poi la vostra gara, oltre magari ad altre piccole di corollario. Non credi che questo dismembramento di gare possa influire su un discorso di calamità d'attenzione del pubblico? Oppure il pubblico del rally sarà sempre fagocitato dal rally, i motociclisti andranno sempre al Mugello, eccetera, eccetera, così? Ma bisognerebbe dare un po' più un occhio d'attenzione al calendario? No, perché purtroppo noi abbiamo dei calendari che ormai noi li prepariamo già a ottobre dell'anno precedente e dobbiamo stare attenti più che altro alle gare che si svolgono in Toscana, sempre della stessa specialità o di specialità simili, e dobbiamo stare almeno a 15 giorni l'una dall'altra. Quindi noi avremo 15 giorni prima di noi c'è stato il rally della Val di Nievole, 15 giorni dopo di noi ci sarà il rally degli Abeti e chiaramente voi siete in una posizione ottimale. L'unica data per noi libera era quella lì del centro. Certo. Poi il fatto del motociclismo dispiace anche a me perché sono appassionatissimo di motociclismo, quindi sarei andato magari volentieri anche al Mugello. La 1000 miglia si svolge il sabato, quindi anche se c'è un passaggio, chi vuole andare a vedere la gara... Se non sbaglio male fanno pausa pranzo a Poggibonsi e poi dopo da lì fanno un controllo orario piazzale Michelangelo a Firenze e da lì risalgono poi. Sì, quindi si svolge in zona diversa da noi, non più come gli ultimi 2 anni che invece è passata nella zona di Casciana e faceva tappa a Lucca, una tappa importante a Lucca, sempre il sabato. Quest'anno si svolge abbastanza lontano, poi gli appassionati della 1000 miglia non sono quasi mai gli stessi dei rally moderni. Poi se vogliono andare a seguirla ci possono andare tranquillamente il sabato sulla mitica Futa, magari la vanno a vedere. Credo anch'io che sia un target completamente diverso. Un target abbastanza diverso. Quello che riguarda le moto invece magari qualcuno che veniva a vedere le macchine, magari a vedere le moto al Mugello, beato lui perché vedrà sicuramente un grande spettacolo in una pista stupenda. Bene, i nostri migliori auguri per la migliore edizione di questo 2016 con il rally di Casciana. Grazie e buonasera a tutti. Ed eccoci amici sportivi al consueto punto con Alessandro Bugelli. Ciao Alessandro, ciao, alla mia sinistra buonasera. Per il punto di Bugelli. Sei reduce dal recente rally della Val di Nievole dove sei stato anche capo ufficio stampa. Il leitmotiv di questo rally, che so ha avuto vasta eco e soprattutto una buona dose di pubblico ed è stato ben accolto anche da piloti e soprattutto da chi l'ha corso. Ma guarda, l'hai detti tu, i leitmotiv, non uno solo ma diversi. Allora, la gara è nata bene perché è stata congegnata e disegnata nel modo più a misura di pilota possibile. C'è stato un ottimo coinvolgimento delle amministrazioni locali, quindi del tessuto del territorio locale e tutto questo ha favorito il 20% in più di iscritti. Quindi praticamente è quello che noi andiamo dicendo da tempo, il rallismo e il territorio sono sempre più un'unione intrinseca, molto legata fra di loro.
Assolutamente sì. Io poi ho avuto modo di parlare con entrambi i sindaci dei due comuni, diciamo, più interessati della gara, quindi il sindaco di Lamporecchio, per la quale città era un po' una novità il rally con una prova speciale appositamente disegnata per quel territorio, e con la sindaca vice sindaco, perché è ad interim, di Larciano. Entrambi sono stati concordi in una sola cosa, cioè che queste manifestazioni, come anche altre di altre discipline sportive, fanno bene al territorio, soprattutto con il turismo emozionale, quello cioè portato nei luoghi direttamente dallo sport, in questo caso dal rally. E comunque nella zona della Val di Nievole, rivolta appunto verso la parte fiorentina, c'è stato un tutto esaurito in tutti alberghi, agriturismo e quant'altro. Ok, abbiamo parlato dell'aspetto logistico, aspetto del territorio, invece veniamo proprio all'aspetto sportivo del Val di Nievole. Cosa c'è che ti ha colpito di più, a parte il dominio di Artino? Ma dunque, il dominio di Artino poteva sembrare tanto scontato alla vigilia, quanto poi sicuramente non tale all'atto pratico, perché poi le gare vanno vissute, ogni prova speciale è una cosa a sé stante. La macchina di Luca sicuramente è una delle migliori in assoluto in Italia, e poi la Skoda R5 è una delle più competitive adesso nella categoria. 10 prove speciali, 10 vittorie, e non credo che siano nate così per caso, sono nate grazie appunto a un impegno, a una forza notevole e a una grande crescita da parte di Luca. Molto bella la prestazione di Iacomini, che non è un toscano, ma è uno spezzino, ma comunque lo consideriamo toscano perché scorre spesso in regione. Una bellissima macchina, una Subaru R4, che io ho definito l'unica Subaru R4 al mondo che va forte, però si è ritrovato poi da secondo a dover rintuzzare gli attacchi di Tognozzi, che dopo un inizio abbastanza sofferto, perché era tanto che non guidava una 4x4, l'incognita degli pneumatici Yokohama che deve testare su asfalto, insomma non è partito molto bene, però la domenica ha fatto una bella ripresa, una bella rimonta, ha fatto una progressione importante, tanto pubblico appunto sulle prove, e gratificato appunto, io credo, da una bellissima giornata di sport, questo di sicuro. Facciamo un balzo invece di 1 migliaio di chilometri e ci paracadutiamo in Sicilia, dove nello scorso weekend è andata in scena sul circuito mitico delle Madonie la 100ª edizione della Targa Florio, la corsa più antica del mondo. Targa Florio equivale a dire tratto distintivo della nostra nazione, dell'Italia, del bello dell'Italia. Ha un fascino indiscusso, anche perché è la prima manifestazione motoristica al mondo, e questo sta a significare che l'Italia non ha niente da invidiare agli altri, anzi ha da insegnare. È ovvio che una gara di 100 anni, che festeggia 100 anni, debba essere confortata e gratificata con il massimo degli iscritti, con il massimo delle presenze dei personaggi che hanno contribuito a fare la storia dell'automobilismo. Sotto l'atto pratico poi è stata una gara di campionato italiano rally autostoriche, e poi una passerella, una kermesse che ha visto appunto sulla strada macchine da sogno, certo. Personaggi. Il presidente dell'FCA, John Elkann, il presidente della Coca-Cola, che addirittura c'era Renato Pozzetto, c'era Jackie X. Ecco, tantissimi piloti, tantissimi. Assolutamente. Ne ho visti durante i vari collegamenti che sono stati fatti su tante televisioni, ho visto veramente lo spettacolo nello spettacolo. Sì, e qui il rally che, diciamo così, nell'edizione moderna della corsa vera su strada si è saputo ben interpretare e, diciamo così, ben equilibrare rispetto alle corse di una volta, che per vari motivi ovviamente non possono essere più fatte. Ecco, forse non si aspettavano pure loro, organizzazione, tutta questa risposta da parte di piloti locali in Sicilia. Praticamente erano tutti a correre, tranne alcune eccezioni, nella gara, perché poi per un siciliano correre e piazzarsi bene alla Targa Florio equivale come a vincere un campionato del mondo, ma giustamente, perché certo, vero, è una gara molto sentita, questo è innegabile.
Ho notato che ultimamente le sale stampa sono abbastanza disertate e spiego meglio il mio pensiero. Al Ciocco, per esempio, quasi nessuno era in sala stampa, ma erano tutti al Parco Assistenza. Tu sei fautore come giornalista e come responsabile di molte sale stampa, direi lì, che ci sia un contatto diretto dei giornalisti laddove c'è concentrazione di piloti, cioè nei parchi assistenza o cose del genere, o la sala stampa deve essere uno spazio a sé stante? No, allora il giornalista deve fare il proprio lavoro, quindi di vivere quello che è l'evento, in questo caso appunto il rally, sul campo. È imprescindibile, bisogna andare a sentire i protagonisti, sia piloti, copiloti, meccanici, team manager e quant'altro. Quindi dove va a vivere la gara, la va a vivere al Parco Assistenza oppure lungo le prove speciali. La sala stampa è un luogo di lavoro dove la sera dovrebbero catalizzarsi tutti gli addetti ai lavori, giornalisti, fotografi, per appunto dover poi rimettere in sesto tutte le notizie prese. Però purtroppo il problema è questo, che la diserzione da parte dei giornalisti della sala stampa o la poca partecipazione è dovuta al fatto che sono molti meno i giornalisti anche che vengono inviati dalle testate alle gare. Questo perché c'è una crisi ricorrente appunto della stampa e spesso i giornali stessi, oppure anche i siti web o i webzine come vogliamo chiamarli, comunque usufruiscono del lavoro dell'ufficio stampa. Ecco, in questa fase appunto deve essere un lavoro fatto abbastanza in modo professionale, in modo molto puntiglioso, preciso e puntuale. Cioè il nostro lavoro di addetti stampa, in questo caso io mi metto dalla parte dell'addetto stampa, è molto molto difficile, perché quotidianamente dobbiamo far accettare lo sport dei motori, che spesso viene anche demonizzato, purtroppo. È vero, torto. È vero. E poi comunque in ogni caso al sabato sera c'è sempre Toscana TV Motori, dove potete vedere il top di quello che succede regionalmente prima di quello che succede a livello nazionale. Grazie ad Alessandro Bugelli, grazie a voi, alla prossima puntata. Buonasera. È stato un avvio di stagione decisamente all'insegna dello spettacolo, quello che si è svolto all'Autodromo di Monza e che ha visto la disputa delle prime due gare del campionato italiano Gran Turismo 2016. Con 33 equipaggi iscritti e ben 9 case automobilistiche rappresentate, la serie tricolore ha proposto vetture, team e piloti di grande livello che la elevano ancora di più tra i prestigiosi campionati internazionali. Sul veloce tracciato brianzolo si sono disputate ben 4 gare, 2 per le classi Super GT3 e GT3, a cui hanno partecipato anche le vetture di recente omologazione, e altrettante per le classi Super GT Cup e GT Cup, che oltre alle tradizionali vetture in configurazione monomarca hanno ospitato anche le recentissime Lamborghini Huracan. Nelle gare delle due classi maggiori, Audi e Ferrari si sono divise le vittorie, ma Lamborghini, BMW, Aston Martin e Nissan hanno dimostrato tutto il loro potenziale. In gara 1, Mapelli e Albuquerque hanno portato subito al successo la nuova Audi R8 LMS, concludendo davanti alla Lamborghini Huracan di Bortolotti Mul e alla Ferrari di Venturi Gai. La vittoria del portacolori di Audi Sport Italia è maturata nel secondo stint, quando Mapelli riusciva a prendere la testa della gara dopo un buon primo stint di Albuquerque e concludere vittorioso sotto alla bandiera scacchi. Al via erano stati Venturi e Mancinelli a mettersi in evidenza. I due si scambiavano la prima posizione al terzo giro e il pilota marchigiano riusciva a consegnare al comando la Ferrari al suo compagno di squadra Geri, ma il suo coequipier non riusciva a difendere la leadership e ben presto scivolava nelle retrovie. A salire in cattedra a quel punto erano Mapelli, Bortolotti e Gai, che approfittando della defiance del pilota romano salivano nelle prime 3 posizioni, mantenendole fino al traguardo. Alle loro spalle chiudevano Comandini Cerqui con la BMW M6, Francesca Linossi e Lorenzo Bontempelli al volante della Nissan GT-R e Sini Mugelli con la splendida Aston Martin Vantage. Nella GT3 invece ad imporsi erano i campioni in carica della GT Cup, i fratelli Luca e Nicola Pastorelli con la Porsche GT-R3 del Krypton Motorsport, che precedevano la vettura gemella di Venerosi Baccani
e la Ferrari 458 Italia di Marco Galassi. Sfortuna invece per Leo Civer, miglior tempo in prova tra le GT3, fuori nelle battute iniziali dopo un tamponamento da parte di Frassinetti, incidente che ha impedito ai portacolori della scuderia Baldini di schierarsi anche in gara 2. Molto bene, all'inizio un po' di fatica con le gomme, di averci temperatura, però dopo abbastanza bene, ho intragato la macchina in terzo, non lontano dal secondo, e poi Marco ha fatto un lavoro brillante. Sì, ha detto tutto Felipe, mi ha fatto una bella gara, il team è stato egregio perché abbiamo ricevuto la macchina poco tempo fa senza fare test, quindi continuiamo così. Ma è andata molto bene. Devo dire che per dare onore a chi si è ritirato siamo stati anche un po' fortunati, però la gara è andata molto bene. Nel finale io che ho fatto il secondo stint si è avvicinato un po' Baccani perché alla prima gara con questa macchina nuova non siamo ancora a posto del tutto, e quindi non la macchina fantastica, noi come pilotaggio, e quindi ero un po' come giri, ero un po' alternato come ritmo, quindi riuscivo a fare dei giri in 50 basso e altri in 51, per cui Alessandro mi ha avvicinato, però sono riuscito a tenerlo dietro, è stata veramente una bella soddisfazione. Meglio di così non poteva andare. Come ti ha detto lui, dobbiamo abituarci alla vettura, alle potenzialità della vettura e alle caratteristiche. Per esempio la macchina col pieno non l'avevo mai guidata e mi sono trovato molto male, ho fatto molti errori, però va bene così. Bisogna abituarsi anche alle gare, perché ci sono situazioni soprattutto in partenza che sono particolari, e quindi speriamo che sia di buon auspicio questo. Grazie. Gara 2 delle classi maggiori si disputava sotto una pioggia incessante e il via veniva dato in regime di safety car. Il primo stint era dominato da Marco Mappelli, che consegnava al comando l'Audi R8 ad Albuquerque. Il portoghese però non riusciva a difendere la posizione sia per l'handicap tempo, per la vittoria in gara 1, sia per la foratura della ruota posteriore sinistra, lasciando ad uno scatenato Venturi la leadership della gara. Il pilota emiliano infatti, presa la sua Ferrari 488 dal suo compagno di squadra Gai nelle posizioni di rincalzo, si esibiva subito in una bella rimonta che in pochi giri lo portava a ridosso dei primi e al doppio splendido sorpasso su Albuquerque e Di Folco. Sotto la bandiera a scacchi, Venturi-Gai precedevano Agostini Di Folco e i due equipaggi dell'Imperiale Racing, Bortolotti-Mule e Venturini-Pezzucchi, mentre Mancinelli-Geri portavano la loro Ferrari 488 dall'ultima fila dello schieramento di partenza fino alla quinta piazza finale. Al sesto posto concludeva la Nissan GT-R di Linossi Bontempelli, che precedeva l'Aston Martin Vantage di Sini Mugelli e la Lamborghini Gallardo di Monfardini Valori, prima della classe GT3. L'equipaggio del Cars Engineering ha controllato la gara nel primo stint, con Valori bravo a mantenersi a ridosso delle leader Pastorelli, lasciando a Manfardini nella seconda frazione il compito di portare la vettura al comando sotto la bandiera a scacchi. Sul podio a festeggiare con loro salivano i fratelli Pastorelli e l'equipaggio Venerosi Baccani. Il team ha lavorato super, io voglio fare un ringraziamento a tutti i ragazzi, ma soprattutto al patronato Black Bull che mi tiene lì da ormai 8 anni, sono con loro, una famiglia, quindi volevo ringraziare il signor Andrea e la signora Dora. Grazie. Macchina incredibile, come diceva Mirko, grazie a Black Bull che ci ha permesso di avere una macchina che oggi era veramente un caccia sul bagnato. Siamo stati davanti a team molto blasonati, quindi devo dire che noi per adesso siamo in testa al campionato. È tutta una situazione nuova, stiamo migliorando passo dopo passo e il risultato è arrivato alla prima gara, per cui non potevo chiedere nient'altro che questo, ecco, salire sul podio, sul gradino più alto. Un ottimo lavoro di Valori, di Ronny, che ha fatto una prima gara veloce, costante, ma ha consegnato una macchina in buona posizione perché eravamo secondi e siamo sfilati primi alla fine. Sì, è stato un ottimo weekend, contando che per me è la prima volta che corro effettivamente con una GT3 dopo l'esperienza dell'anno scorso, e devo dire che mi sono trovato molto bene sia con la macchina, con Ferdinando che mi ha dato delle grandissime dritte, dato che lui è un pilota con pochissime esperienze, devo dire, in modo molto ironico, e quindi sono molto contento di essere qui. Anche le due gare delle classi riservate alle vetture in configurazione monomarca hanno offerto spettacolo e grande agonismo.
Gara 1 è stata dominata dall'equipaggio tutto brasiliano composto da Nicolas Costa e Fernando Croce, che al volante della Lamborghini Huracan hanno rifilato oltre 23 secondi di distacco agli avversari. I portacolori del Vincenzo Sospiri Racing, grazie ad un primo stint velocissimo del giovane Nicolas Costa, sono sempre stati al comando e non hanno avuto problemi a gestire la gara nel finale, precedendo le vetture gemelle con i colori dell'Antonelli Motorsport di Mantovani Casé e Takashi Desideri. Questi ultimi, ormai in vista del traguardo, stavano controllando un'ottima seconda posizione quando un problema tecnico li ha rallentati, lasciando il posto d'onore ai loro compagni di squadra. Sono andati a punti anche Magli Spiridinov, quarti, che hanno preceduto Tanka Komi e Baruch Liang Jia, penalizzati per il contatto con Zaug D'Amico nelle battute conclusive. Nella GT Cup sono saliti sul gradino più alto del podio Benvenuti De Marchi, al volante della Lamborghini Gallardo dell'Imperiale Racing, bravi a gestire la gara davanti alla Ferrari 458 Italia di Sauto Zanardini e alla Porsche 997 di Maino Benucci. I portacolori dell'Ebi Motors, al comando nelle fasi finali della gara, sono stati rallentati da una foratura, ma il loro ottimo potenziale li candida tra i favoriti per la vittoria finale. La gara è andata perfetta, diciamo che sia in qualifica sia che in gara la macchina andava lo stesso, proprio uguale, non è cambiato dal primo giro all'ultimo, quindi quello grazie a Vincenzo Sospiri, anche alla Lamborghini che l'anno scorso ha creduto nel mio lavoro, mi ha messo nella macchina della Formula 4 con loro e quest'anno qua, quindi proprio non aspettavo nel debutto andare così, però la macchina ha fatto tutto il lavoro e alla fine prendo la vittoria molto soddisfatto e veramente contentissimo che anche Fernando è andato molto bene. Innanzitutto è andata benissimo, aprire il campionato con un primo sicuramente fa ben sperare. Ringrazio il mio compagno che mi ha lasciato la macchina già al primo posto, abbiamo sofferto di freni, abbiamo perso una posizione, per fortuna l'abbiamo riguadagnata, è stata dura, ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. Sì, ha detto praticamente tutto lui. Quello che ho fatto sin dall'inizio è stato cercare di gestire la macchina il più possibile, andare il più tranquillo possibile, e alla fine è quello che ha pagato, perché poi gli ho dato una macchina a posto, giusta, e lui ha fatto il suo. La gestione è poi la cosa più importante. Comunque felicissimo di essere qua, prima gara, primo podio. Grazie al team, grazie a Imperiale, Lamborghini e tutti. Grazie. Anche gara 2 ha vissuto momenti di grande agonismo, nonostante la pioggia incessante che ha obbligato al via in regime di safety car. A dominare il primo stint è stato il sudafricano Adrian Zaug, partito dalla pole, che ha gestito bene gli avversari alle sue spalle, Lorenzo Casé e l'israeliano Bar Baruch. Al cambio pilota, Zaug consegnava la vettura al suo coequipier D'Amico, che non aveva problemi a confermarsi al comando, ma dalle retrovie si faceva minaccioso Andrea De Lorenzi, che aveva preso la Huracan dal suo coequipier Necchi, partito dall'ultima fila dello schieramento. Il primo pilota e team principale della GDL Racing in pochi giri riusciva a portarsi a ridosso dei primi e al 21esimo giro saliva al comando dopo una grande rimonta. Sotto la bandiera a scacchi, Necchi e De Lorenzi precedevano Zaug D'Amico e Baruch Liang Jia, mentre Mantovani Casé, quarti, chiudevano davanti a Croce Costa, Magli Spiridinov e Benvenuti De Marchi, primi della GT Cup. I portacolori dell'Imperiale Racing bissavano così il successo di gara 1 tra le GT Cup davanti alle due Porsche 997 di Maino Benucci e dei fratelli Lino e Carlo Curti. Sauto Zanardini invece, a lungo in lotta per le posizioni da podio, dovevano cedere nel finale per un banale errore che relegava la loro Ferrari 458 Italia al quinto posto finale. Anche in gara 2 Claudio Giudice con la Ginetta G50 concludeva la sua frazione in attesa dell'arrivo a Imola di altre vetture della classe GT4. Sì, siamo partiti ultimi perché ieri io ho fatto un errore, ho piegato una sospensione e di conseguenza non sono riuscito a fare un crono. Poi oggi siamo stati ripagati con una grande gara di Gianluca che ha recuperato le posizioni che doveva. Sapevamo che la macchina era a posto, però evidentemente Luca ha fatto la differenza. La grande gara l'ha fatta lui perché il primo stint è andato molto più forte di me e questo sono contento. E a me per radio mi dicevano sono lì, li ho passati e abbiamo vinto la gara.
Dopo le prime 2 gare della stagione balzano al comando delle rispettive classifiche Venturi Gai Super GT3 e Luca e Nicola Pastorelli GT3, Croce Costa Super GT Cup e Benvenuti De Marchi GT Cup. Il secondo appuntamento stagionale sarà ad Imola il 28 e 29 maggio prossimi, dove sono attese una decina di nuove vetture che porteranno ad oltre 40 il numero di equipaggi iscritti. Con 2 vittorie flag to flag guadagnate alla prima staccata e portate fino alla bandiera a scacchi, Davide Uboldi al volante della Ligier di Euro International firma a Monza il secondo round del campionato italiano Sport Prototipi da assoluto dominatore. Dopo aver diviso le pole position in palio con Walter Margelli al volante della Norma di Nannini Racing, il pluricampione italiano non ha poi conosciuto avversari in gara, siglando i 2 giri più veloci e conquistando 2 vittorie utili a consolidare la leadership di campionato. Il bolognese vicecampione in carica si è invece dovuto accontentare di 2 secondi posti, comunque preziosi in ottica di classifica, e ora guarda al prosieguo della stagione. Sì, molto preziosi, anche perché insomma è sempre, comunque sono salito su una macchina vincente, un team vincente, e quindi se non vinci sei un perdente. E quindi sono contento che abbiamo girato forte, ho girato forte, sto prendendo confidenza con la macchina che conosco ancora poco. Monza è la pista di casa, mi ha fatto un complimento Walter adesso fantastico, così, che è la sportività, che mi ha detto che probabilmente aveva la macchina superiore rispetto alla mia, ma io qua faccio veramente la differenza. Della macchina sono felicissimo, andava benissimo e sono molto fiducioso per le prossime gare, per Imola, il Mugello e Vallelunga, perché sono comunque le piste più adatte alla nostra macchina e che sinceramente piacciono un pochino di più anche a me. Ecco, tutto qui, grazie. Più combattuta la bagarre per il podio, con Fabio Emanuele, pluricampione italiano di slalom, per la prima volta a Monza sul bagnato di gara 1 con grande autorevolezza sale sullo stesso podio del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ma sicuramente non era assolutamente plausibile per me, quindi vengo da specialità totalmente differenti. È la prima volta che giro a Monza, quindi mi sono trovato abbastanza bene, però pian piano abbiamo migliorato i nostri tempi. Oggi devo dire che con la pioggia è stato abbastanza difficile, quindi bisognava restare calmi, forse un po' l'esperienza di tanti anni di gare ci ha insegnato ad aspettare. Ma sicuramente è una emozione bellissima, sentirsi parte della storia dell'automobilismo italiano che è Monza mi dà sicuramente un orgoglio e un onore a quello che è successo oggi. In gara 2 si impone invece Ranieri Randaccio, che dopo il ritiro in gara 1 riesce a chiudere al terzo posto sulla Lucchini BM 3.0 CN4 della SCI, anche patendo un improvviso rallentamento alla metà gara per poi riprendere e superare di slancio Emanuele. Il secondo round per il campionato italiano Sport Prototipi ha riservato anche un'anteprima mondiale. Schierata esclusivamente nelle prove libere, la Wolf motorizzata Peugeot 1006 Turbo rappresenta infatti la prima sport car di classe CN2 dotata di propulsore sovralimentato, una soluzione del tutto inedita in campo internazionale. Nonostante alcuni problemi di gioventù, i tempi sul giro hanno subito espresso un ottimo potenziale, collocando Ivan Bellarosa vicino al primato velocistico espresso da Davide Uboldi. Per il pilota bresciano, a Monza e anche con la stretta collaborazione dei commissari tecnici della Federazione Nazionale, sono stati compiuti i primi passi utili a determinare la configurazione regolamentare più corretta. Proprio per trovare soluzione ai tanti inconvenienti che il motore ha generato, dovendo sopportare le limitazioni più restrittive rispetto alla versione di serie. Ma ecco, la problematica principale è quella di riuscire ad avere delle temperature di esercizio buone e nella fattispecie l'aria aspirata, perché ci troviamo ad avere per regolamento una flangia imposta, una dimensione fissa dello scambiatore che raffredda l'aria che poi va in aspirazione del motore e una turbina che non è molto efficiente essendo una turbina di una macchina di serie. Quindi bisogna trovare diciamo, la quadra di tutto questo e dopodiché il motore funzionerà molto bene.
Sempre a Monza, la Wolf Racing Cars ha anche presentato la GB08 F1, la sport car con telaio monoposto in fibra di carbonio, varata dalla Factory bresciana con omologazione secondo gli standard FIA Formula 1 2005. Una soluzione telaistica fortemente ispirata alla declinazione tecnica adottata a partire dal 1977 nella seconda era della Can-Am, la serie nordamericana riservata alle espressioni più estreme di vetture sport e che in quel suo ciclo tecnico prediligerà telai monoposto a ruote coperte fino alla sua ultima stagione del 1987. Vorrei che piloti nuovi si avvicinassero a queste macchine. Sicuramente la GB8 SM è un po' più facile da guidare di una biposto, perché ha più carico aerodinamico, perché è una macchina con molto più grip, soprattutto nelle curve veloci, perché ha un 30% di carico aerodinamico in più. E quindi sarebbe bello avere dei piloti, chiamiamoli AM, con queste vetture che potessero battagliare con i primi della classe, ecco. Le novità tecniche presentate dalla Wolf proiettano la categoria verso uno scenario del tutto nuovo, ma le sport car del campionato italiano Sport Prototipi già oggi rappresentano una espressione tecnica del motorsport straordinariamente raffinata. Una categoria dove un giovane può sviluppare il proprio talento su una vera vettura da competizione. A spiegarlo è Eugenio Pisani, che a 25 anni, dopo i primi passi nel karting e le prime esperienze in turismo e light GT, ha scoperto il mondo delle sport car. Sì, io finora avevo girato soltanto con una Seat Leon e con una Lotus Elise. Il prototipo è tutt'altra macchina, molto più professionale, ma nello stesso tempo divertente da guidare, offre le sensazioni di un'auto da corsa pura, a differenza di un turismo o un GT leggero. Punti di staccata portati molto più avanti, macchina molto più leggera, quindi molto più sincera, molto più difficile nello stesso tempo da controllare una volta che è partita, in quanto c'è anche molto meno sterzo disponibile rispetto a un turismo, però è una soddisfazione unica poterla guidare. E onestamente di nuovo riprendendo l'idea del kart in mano, perché il kart offre delle sensazioni veramente simili, anche come scuotimento laterale, come forze sul collo, forze che sulle vetture turismo non sono neanche minimamente paragonabili a queste o al kart, quindi è un kart molto grosso. Prossimo appuntamento con il campionato italiano Sport Prototipi nel weekend del 29 maggio nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Vittoria di Salvatore Venanzio su Radical SR4 al 21esimo slalom Torregrotta Roccavaldina, secondo round del campionato italiano e del campionato siciliano di specialità, organizzato dal Gianfranco Cunico Club in collaborazione con l'Automobile Club Messina. Il giovane driver campano ha scavalcato tutti con una superba prestazione nella terza delle 3 manche, pur essendosi sempre proposto come protagonista di vertice della competizione. Seconda piazza per Fabio Emanuele sulla Osella PA 990 Alfa Romeo. Il campione italiano in carica della Campobasso Corse ha vinto la seconda manche e ha rinsaldato la sua leadership tricolore dopo il successo nella prova d'apertura in Piemonte. Terzo sul podio il giovane trapanese Giuseppe Castiglione, al volante della Radical Pro Sport, con cui il portacolori Armanno Corse ha tenuto un ritmo costante nelle 3 manche ed ha agguantato il podio sull'ultima, duellando sul filo dei centesimi di secondo con Emanuele. Ottimo il giovane trapanese Giuseppe Gullotta, quarto alla fine il portacolori della Ionia Corse Giarre, che sulla Radical SR4 si è imposto nella prima manche, ma l'abbattimento di un birillo nella seconda e conseguente penalità ne hanno compromesso le ambizioni di successo. Top 5 completata dal lucano Saverio Miglionico sulla Radical SR4, che ha guadagnato importanti punti tricolori, precedendo il campano Luigi Vinaccia, 6 volte vincitore della gara, molto aggressivo ma forse troppo nervoso sulla Osella PA 990 Alfa Romeo. Come di consueto, la competizione messinese ha registrato un grande afflusso di pubblico appassionato e composto. Seconda piazza per il molisano Fabio Emanuele, che sulla Osella PA 990 Alfa Romeo ha rinsaldato la leadership tricolore dopo il successo nella prova d'apertura.
La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso ma senza minacce concrete di pioggia. Il vento ha molto ventilato la giornata. L'intero territorio e Torre Grotta in particolare ha vissuto intensamente il fine settimana motoristico, particolarmente sentito ed amato. Il quartier generale infatti ha mantenuto la sua tradizionale sede all'interno del municipio, dove si è svolta anche la cerimonia di premiazione. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, un po' di problemi all'inizio con il cambio, però tutto sommato siamo riusciti a interpretare molto bene la strada, con le gomme, gestirci tutto. La strada è sempre un po' più scivolosa ogni anno rispetto agli altri, però siamo riusciti a gestire. L'organizzazione è sempre il top qua in Sicilia, ce l'abbiamo fatta. Il percorso come ogni anno sempre ben allestito, faccio i complimenti all'organizzazione, al Gianfranco Cunico Club e a tutti coloro che già lo scorso anno avevano avuto o paventato la cosa di non farla questa manifestazione per ovvi motivi che ci sono in giro per tutta l'Italia. Loro però hanno tenuto duro e l'hanno fatta, quindi faccio i complimenti per questo. Per quanto riguarda la manifestazione intesa come agonistica da parte mia, abbiamo avuto qualche problema di trazione nell'ultima salita, purtroppo è sceso giù il sole con un po' di freddo, non siamo riusciti a essere performanti come i nostri avversari. Comunque ci rifaremo nella prossima e speriamo di poter migliorare il nostro gap. Terzo posto, malgrado un po' di problemi di assetto e con le gomme, comunque sono contento, era nelle nostre aspettative lottare per l'assoluto magari, quindi siamo contenti. Potevamo fare un po' di meglio, però dai, tenteremo il prossimo anno. Dominio nell'ammirato gruppo prototipi per Vincenzo Manganiello, al volante della Fiat 126 spinta da motore Suzuki di derivazione motociclistica. Alla fine di 3 manche, tutte in attacco, davanti a Girolamo Ingardia su Fiat 500 Sporting Suzuki e Donato Catano sulla scattante Fiat X19. Ottima prestazione vincente per il campano Francesco D'Amaro su Renault Clio Williams, davanti all'esperto driver di casa Giuseppe Messina su Renault Clio Cup in gruppo E1. Mentre in gruppo speciale affermazione di Agostino Fallara su Fiat 127 che ha preceduto in categoria l'inossidabile Alfredo Giamboi, sempre incisivo con la Fiat X19. E siamo allo sprint finale. Prima di salutarci, uno sguardo ad alcuni dei tanti avvenimenti che affolleranno questo prossimo weekend. Per iniziare vorrei dirvi che il giorno 21 passa per Firenze la 1000 miglia con sosta al piazzale, a Piazzale Michelangelo. Immaginate che spettacolo, e dunque una cosa meravigliosa, chi può vada. La corsa sarà nel tratto di risalita da Roma a Parma, per capirci, quindi siamo già nel rientro sulla direttrice Roma-Parma. Il giorno 22, attenzione, ci sarà il Gran Premio d'Italia Team all'Autodromo del Mugello, Gran Premio d'Italia naturalmente di motociclismo, MotoGP, Moto2, Moto3, insomma Valentino Rossi. Sarà seguito dai suoi fans numerosissimi, tutti faremo il tifo per lui, e in occasione del Gran Premio del Mugello, nel territorio mugellano a Scarperie, nei giorni 20, 21 e 22 si terrà un'importante manifestazione a far cornice al Gran Premio. Si tratta dello Speed Sound Festival nel centro storico di Scarperia e nella piazza dei Vicari. Ricordiamo anche che nel prossimo weekend, lo abbiamo già fatto nel corso della trasmissione, comunque vale la pena di risottolineare questa cosa, avremo il 34esimo Rally di Casciana Terme, Rally Day. Se non abbiamo detto tutto, speriamo di aver detto abbastanza, di aver detto molto. Vi salutiamo in velocità, l'appuntamento è per l'11ª puntata la prossima settimana.